Ci siamo, la Fortitudo domani sera al Palasassi di Matera in 40 minuti si gioca l'intera stagione. Dentro o fuori, finalissima con Torino per la promozione in Lega 2 Gold oppure fine della corsa e prossimo anno in Lega 2 Silver. Dopo 4 incontri Fortitudo e Matera sono in perfetta parità, 2 vittorie ciascuno. Sulla carta il pronostico pende leggermente a favore della squadra lucana che comunque avrà il vantaggio del fattore casalingo, ma la Fortitudo è tutt'altro che sazia. Anzi, come ha riferito lo stesso coach Franco Giani, la squadra è pronta alla battaglia perché a Matera si può vincere ancora. Una cosa è certa, assisteremo ad una gara molto tattica, combattuta sotto le planche ma anche nervosa. Chi sarà più bravo a tenere i nervi saldi alla fine raggiungerà in finale Torino. La Fortitudo vista all'opera domenica scorsa in gara 4 ha dimostrato di non avere nulla da invidiare ai lucani. Di fronte si troveranno due squadre che solo in teoria si somigliano. La forza del gruppo della Fortitudo contro le individualità di Matera. Fermare Vico e Iannuzzi significa bloccare, metà squadra lucana. La panchina grigendina è di gran lunga superiore. Nella Fortitudo ci sono 10 titolari. I lucani possono contare su 6-7 elementi di sicuro valore. Ecco perché anche la variante falli potrà essere determinante. La Fortitudo in questa avventura sarà seguita anche da un nutrito gruppo di tifosi. Sul sito internet della società biancazzurra è spiegato nel dettaglio come prenotarsi per raggiungere in pullman nella località della Basilicata. Dal basket al calcio. C'è molta delusione tra la dirigenza dell'Acragas per come si sono messe le cose al termine dell'ennesima riunione fiume allargata da alcuni imprenditori locali. Se nel corso del primo incontro, avvenuto 2 settimane fa, erano presenti 15 imprenditori, ieri sera nel corso della quarta riunione gli imprenditori presenti erano soltanto 4. Il presidente Silvio Alessi è sembrato sconsolato. Non ho riscontrato tutto questo entusiasmo, non riesco a capire se questa città intende portare avanti il calcio o meno. Anche da parte delle istituzioni il silenzio è più assordante. Il mio gruppo, ha continuato Alessi, in 2 anni ha fatto parecchio, ci abbiamo rimesso parecchi soldi, ecco perché dopo la promozione in Serie D mi auguravo che l'interesse della classe imprenditoriale locale crescesse attorno al club. L'attuale dirigenza si è data tempo fino a sabato per capire se ci possano essere o meno nuovi ingressi in società. Lo stesso Alessi ha ribadito che lui stesso andrà alla ricerca di alcuni nuovi soci. L'ottimismo però via via sta scemando e con esso salgono le preoccupazioni da parte dei tifosi che dopo 18 anni dell'inferno eccellenza hanno cominciato a riassaporare il gusto del successo. La Serie D è un campionato difficile dove non bisogna sbagliare nulla e dove occorre attrezzare una squadra forte e anche con una panchina lunga. Non molliamo, ha continuato Alessi, ma se non ci saranno forze fresche in società non possiamo di certo allestire una squadra da primato. Cercheremo di costruire una squadra dignitosa che possa salvarsi, magari senza eccessive preoccupazioni. Inutile quindi al momento parlare della vicenda Rigoli che rimane in stand-by. Il tecnico entro la settimana comunicherà la sua decisione. L'impressione è che le strade di Acragas e Rigoli si separino anche perché il tecnico catanese è molto ambizioso, sta conseguendo il patentino al corso di Coverciano, è un allenatore che ha dimostrato di avere una mentalità vincente e proprio per questo motivo si possono aprire per lui anche porte di società di categoria superiore.